Bene agattados, bene tornados, amigos e amigas, a questo programma Cosa Nostro, questo programma che si ci vota da Arreo, posta Sardegna, e fora pure che si piace andare quando poteus, fora se può itta succede ai musicisti sardos, ai suonatori, ai artisti dessa musica fatta in Sardegna. Oggi deita voedaus, S'ospiti è un caro amico, un amico caro, che si da Francesco Medda, in arti a Rogalla. Bene agattato. Grazie, saluti. Dita voedaus con tu, secondo tu? Voedaus de elettronica, insomma, che esti uno va con questa materia cosa tua. A noi si anda da me, ad ogni puntata che vado a cercare un genere differente e chi meglio su dei due, che ha elettronica, insomma, da pratica, da conoscere, da metasano, sono andati fatto un traballo. È vero, è vero. Cominciato del Singhizzo. Sul Singhizzo è su... tocca da partire, io sono nato in su 1981 e su 1995, teniamo 14 anni, mi ci sono accostato a questa cultura hip hop, poi incarreravo a fare graffiti, ero solo a Calincuno c'è sta ancora, sa? In quarto? I streni sono durante cancellati, ma oramai sono reato. Ma non c'è più uso, non c'è più uso, cravetture, ho fatto come una cosa, poi de sarti si sono passati a su freestyle tocca da si vai i sbasi in dopo, e dei sbasi poi sono passati a fare support porta a pizze, a mi vai Calincuno di Nareddu e a comporre tutta questa strumentazione, poi vai beat, poi vai musica, duca sa campionatori, drum machine, sintetizzatori, su mixer e dengunia poi incarrerao. Quando mi donate strine, quando canteremo Calincuno di Nareddu in Pruso, tipo, certo. Andiamo a scaricare i sacchi su della damene, sono stato da quarto, per 50.000 franchi, tutto questo straballo, andiamo anche a Zimbra Records, andiamo a fare i dischi, comprare i vinili, e mi sono fatto una cultura, poi ascoltammo B-Side, questo programma del Bertallotto, no? Radio X, insomma, un corpo in uno. A un certo punto mi sono agattato Chi questo è un artista, un produttore? Non un produttore, però teniamo già materiali. In summento da università, mi sono laureato e poi sono partito a Bologna. A Bologna teniamo una cosa di importo massimo, sa DSL. Giusto non teniamo. Certo. Cosa DSL? MySpace, con MySpace caricai traccia a struppiatura. Vemos ancora in Pagos, in MySpace, una azzurra di Accapius, conosci gente di ogni parte del mondo, scambia le tracce, etichetta che ti contattano, primo su EP Bessioso in Francia, altro in Germania, con le etichette in questo mondo adesso Creative Commons ci vianta uno sciacomano del festival a Capi House, dunque da toccare a partire, e Denguni non mi sono mai fermato. È una cosa bella, è una bella storia, è lunga, andiamo a poter fare, come te ne hai puntata, scetti di sugli estretti, ma poi su questi pensi da subvenire. Certo. No, però una cosa di importo, se sei andato in Bologna tenia sta DSL, no, sta DSL, tu sei di questa generazione cosa mia che è ad cominciato che in Sarrezza. E chi voi sei sta gattata in Sarrezza, no? Sei sta gattata con Sarrezza in mano, su Sarrezza ad immutato sul mondo. Certo. Non fai questo dessa musica, ad immutato proprio sul mondo. Chi pensa in idea oggi, mi veniva a Conca de Vago con un amico, su frati si scarisce su telefonetto in domo. Istu, che se su telefonetto, è andato a traballare, si scarisce su telefonetto in domo. E su telefonetto è Sarrezza, in Bucciacca, no? Non puoi fare nuda de nuda, sto traballo cos'è isso, che vai di impiegato, non si può fare che ne su telefonetto in Bucciacca, ecco, e in questa musica, e tu vieni a fare musica nanti de Sarrezza e pusti de Sarrezza. Innanti de Sarrezza, innanti de Sarrezza, via da più facili a parere mio. Poi tenia sta più luogo, più spazio, più creatività. E più spago influenza. E ognuno tenera su zona cosa sua. E l'unica maniera per scambiare i soni
e poi mostrare so che fai di lui e so che fai di un altro, via da ogni concerto o quando uno si ascoltare un disco. Tocca da registrare. Invece se moi è tutto accappiato, no? Che potevo ascoltare di ogni cosa, in qualsiasi momento, che mancai questa spontaneità di cesti, però è un poco più ammodiata, a parere mio. Poi ti posso dire questa cosa, noi sono viveso in un'isola, e già siamo in un'isola, abbiamo più poco gente, e dunque tenevo una originalità che è più umana di una persona che vive di tanti in Berlino. Brallino. Mi danno Riccardo Questo è di Riccardo Vità, non ci dire. Brallino. Lo salutavo, sono amico Riccardo, insomma. Poi cioè il logo cambia su zona degli artisti, no? E più artista ci punti di un logo, più scambianta e più su zona si assimila sempre di più, è normale. Certo. Invece in logo su un rauso periferico, vince che non è periferico, però se sono poco stesi house, potete su denni un'originalità di promanna e questa cosa, secondo a parere mio, è ammaniata, cioè via ancora promanna che non ci vede a Sarrezza. Beh, certo. Quindi insomma, questa differenza manna è questa possibilità di collaborare. Che devo con Sarrezza però mi posso adelantare 10.000 volte preso all'estero. Cioè mi scarico un tutorial, mi bio un live di un artista che mi piace, dico gasto cos'è, imparo meta più cosa. Prima invece tu devi stare studiare, poi arricchire un video, devi stare una gira che ti arriverà questa cassetta in dom, eccetera. Però andavo a trovare un altro problema. Quale è questo tempo di apprendimento? In quanto tempo imparavo a fare una cosa? È vero che teniamo meta influenza, però a riesci a imparare tutte queste influenze che ci arrivano, o noi teniamo un tempo che sul nostro per imparare. Questa è una bella pregunta che ha toccato a vai. Devo scrivere sempre solo per maniera, nel senso che non hanno amici che si influenza. Voi è vero pure che in noi non sempre a tenni Spotify, quando ne hai una, no? In busciacca, in parezza su telefono e dovresti un'aiuto umano, gli pensi offio, devi cioccheddo a 6 anni su Spotify in busciacca con tutta questa musica. Ma però di Spotify c'è questa cosa che non sempre. Chi mi avesse fatto a me da piacere a tenni? Shazam, che due tenni di Shazam, in su 91, in su 93, con questa musica dognante passata la canzone, passa la canzone in radio, e scesi dopo 2 secondi se la canzone è. Questo pure aiuta a conoscere questa musica. È mutato sul mondo di questa musica, è mutato meta. È mutato sul mondo, ma è mutata questa musica buona. E come ti vedevo sempre, guardavo su questo sono, che adesso è dentro questa puntata della nostra con questa rubrica Quali sono. House, techno, drum and bass, big beat, ma vinzas easy jazz, krautrock, synth pop, industrial e trip hop. Meda generisi musicalisi che tenenti un vuedo che si spone di impari e questo vuedo esti elettronica. Quando vuedo de musica elettronica, che stiamo de tutto questa musica che è concodrata con una inasa che in alcuna maniera può sozzerare elettronica se tutto. E a Singhizzo questa questione viene una cosa scetti o inventorisi. E quando una rausa a Singhizzo, una rausa già in 800, e in sa prima parte del 1900, con una inasa che tenenti nomini strambos, a tipo Telarmonium, Coraccello, Singing Arc e Valvola termoionica. Bessiasa de Sagonca esprimo pionierisi di una musica differente, gente come Tiberio, Cage, Ligeti, Maderna, Nono e Stockhausen, scetti von denominare all'incuno. E a Singhizzo il logo su, in si va a sperimentazioni, funti scolasa e conservatorio su, istituzioni si osannai. I sfide su musica elettronica di sentire dei inguni quando i sintetizzatori e tasteras musicali si cominciano a essere impreadas a sta serrata degli anni 60 de drumas a meta connottas come Pink Floyd e Genesis, seguidas dei DJ che iniziano a concordare il primo sonus poi giochittedos elettronicus, videogame sia da in inglese.
In gli anni 70 il suo progressive rock sa sperimentazioni zighi tipo mori de Inasa commenti su Moog e su Mellotron, ha misturato con suonos acusticos e negli anni 80 arriva da un'altra rivoluzione, che ha mutare su mondo e sa musica. Nasciti di fatti primo batterias elettronicas, che fa nasce vinzas a una musica nuova badai, che ha comandare negli anni 90, nei locali e nei discotecas, con sa che oggi seriausu può segare in cruzzu dance music. E di oggi è tostato impresso voi d'elettronica. Meglio se sta voi dai de musica digitale che in una maniera insatra esti a giro del nosu. E i nomi si calli funti. The Kraftwerk a Brianino, The Frankie Knuckles a Fatboy Slim, Vassendi The Chemical Brothers a Daft Punk, Vince Sallompi, ai DJ di importo che ai moi funti steddas del suo panorama musicali mondiali, commenti David Guetta, Martin Harrix, Dimitri Vegas e Afrojack. E in Spotify fai un montone di nomini, si casi che a questo genere tieni di milli a rugasa e milli uttuniusu. E a intro tocca da divoni generi si commenti su rap, su dubs, UK garage e su big beat. Finzasi in Sardegna questa sperimentazione non manca, da mori de meta DJs e produttori si che ci canta sono un nousu e si fa enti stimai apprezzai bene in s'isola, in continenti e finza vora puro, in dogna a rogheddu dessa musica elettronica, ai ci daste chi ed ARPXP e a rogalla scettivo di nomenai gallincuno. Che dessa console andanta coittendi a sa produzione de singoli e vinza de album dei localisi a suo studio de registrazioni. E l'ompendia di Sideoi tocca nominare Vinzasa Angus Beat, Mabitech, Michele Ucchetto e Daniela Pess, che giochitanta, ognuno a sa maniera cosa sua, con elettronica. E come ti vedo sempre, quando satto viauso con una rogalla, non partito da una questione e l'ho preso un trullo. Chi strede cotrollino. Usarlo un pinguino. No, questa questione è che abbiamo vedendo, di come è mutato sul mondo, di come è mutata questa musica, se l'elettronica è stata cappiata a questa cosa, no? Sarrezza ha mutato sul mondo, questa cosa che si dice in italiano, fruizione della musica, no? Finza ad ascoltare, finza i dischi su nostro, se questa generazione di scascità, a seguitura, finza de CD e meta altro, sono arrivati a questa generazione del su streaming. Ma duscisi che in Sardegna in certi scetti ci ho due o una bottega scetti che venditi hi-fi. Chiesti o in Tattari oppure ci desti una in Tattari e una in Terranova. E boh. Non bendi in TV. Tu ti srevidi. Uno stereo. Uno stereo, hi-fi, con ogni cosa, posta bene. Uno rec, tutto un rec fatto su bene. E poi andai o in Tattari o in Terranova. E boh. Mutato sul mondo. De pago. Una bella pratica di anno soi, io lì giocavo a un certo punto in Inghilterra, su numero dei giradiscos, no? Via da stetti per usarto di questo di chitarra elettrica, ma questo lavoro mi pare che sparessendi. O c'è secondo tu, adesso che tu ancora che in zona in questa maniera? Cindati? Certo, cindati, satradia poi bio due grandi artisti, tutti e due del nord dell'isola, sono con i sprattos. Uno era Cabaret Maker, è un DJ de Perfuga, l'altro è Angus Beat, uno picciocco di Terrava, certo, che si era spantato con questa maniera. Però sul disco a podera, poi è gente che, a parte questa musica, sul disco ti aiuta ad ascoltare questa musica, adesso incomincia a capo. E dove sti vinza tutta questa ritualità di ponni sul disco, di ascoltare. E questa cosa ti aiuta a me. Certo, poi è una cosa di nicchia, però secondo me è da parlare in suo tempo. E secondo me è da tornare su CD Vuru. Sì, perché a me la sonata questa qualità del suo CD è me da arte. E non è sti questa adesso che lui su streaming, ma su streaming ne ha reso questo fatto questo di YouTube è di qualità. Perché tu quando arts che quando vuoi si sa una canzone in YouTube, YouTube ha di questa qualità. Però chi tu puoi dire in ottesi Spotify Premium, una, questa qualità è più bassa. Certo. Ascolta questa musica con una qualità differente, quindi sarà a un certo punto ha fatto che questa qualità ad attorrai questa necessità di questa qualità. Ma che succede ad attorrai? Castia, l'altra dia poi ho fatto un remix a una tromba di Amigos. Secondo lui, sul remix, a onde tanti ascoltavo? Il suo telefonetto. Ehi. È normale, certo.
e non andava bene, perché poi a No. Savini si vede in meta, adesso traballo che vai, perché poi due casesi, uno che con elettronica traballa, de cicca de vai con sul sono, su del uscito, ti piace di sul lo fai, ma ti piace di mezza sta qualità. Ma lo fai bollo però che, lo fai è uno show vero, non è che lo fai a fare cose che non si vogliono intendere, che non si vogliono ascoltare. Poi quando non potevi andare a sotto dei 150 Hz, tutto sbascio, tutto questo mondo de rotondità, de Vondorius non si intende bruse, è come che stai uno quadro a metà, cioè, no. Ti sei si vede, non si mette su Regei. Ascolta, tornando su qualche cosa, a un certo punto sei andato, sei partito, sei fatto sull'università, sei andato a Bologna, no? Bologna in questo anno da un luogo, a parte che dove essa DSL, insomma. Ci via da Vinza un bello murico musicale, un bello murico artistico, ecco. In te stava parlando di questo tempo, e commenti chi si è tornato ad andare de vago, commenti si più Bologna in questo anno. Adesso arrivavo quando via già io non pago in carrerendi su Spezia Mala, la cosa de Bologna. Perché adesso arrivavo quando arrivavo Cofferati, che tutto si pensa che sia stato un grande sindaco, invece è stato proprio il primo sindaco che ha incominciato a pagare lo spazio delle libertà di Attobio dei Sargenti. Mi dà regolo. Sallei, antibivacco o altre cose, Sanaraso. Comunque, quando arrivavo però vi da una città di chi tenia da cultura a pressione, non vi da una città di turistica, ma vi da una città di universitaria, ci viene meda spazio su proprio posa cultura, posa musica, sia logos tipo centro sociale, sia club, sia bar, sia logos informali che sia tipo controllino, cioè una dì non ci viene nulla, un'altra dì ne sta spazio su può ascoltare musica contemporanea, jazz, dub, sound system, d'ogni qualità di cosa. E ci viene comunque se in cali sia evento, tu puoi andare, ci viene sempre gente. Finché da chi artista chi sonata non vi ha connotto. Curiosità e... questa è una cosa da importo, nel senso che... Io mi dicevo andavo in su 2008-2009, sono tornato questo anno, poi tengo un'agenzia teatrale in Bologna, dunque da ogni tanto ci bando. Io sti cambiata completamente, una città turistica, onde l'unica cosa che si può fare, se si offende una generalizzazione, chiaramente, certo, è è giusto. papai. Tu ipotesi papai che sia cosa, adesso gourmet, a gusto, fusion, tutti i logos donde si suonate e poi i logos donde si pappa. Perché questa gente comprende che con questa musica ti buffa sta birretta e da mo' sta gente di Bessi e papai, è cambiato sul mondo. È cambiato completamente, non è più universitario, è più spago, è più di elite nel house. E su chi via da Bologna e mo in bar di Chiesti Torino. Sta cosa si è spostata proprio in Torino. Hai dentro maniera di andare de vago a Torino pure? Io? Torino è sempre stato un luogo di cultura, dei anni 90, non fia da Bologna, però ci vedo bello morire in cui lavoro. Penso a tutto questo mondo dei Murazzi, a tutto questo luogo. Due state sempre cultura in cui lavoro. Quindi, insomma, è diventata New Bologna. Mi pare. Ascolta, te adesso parlo di questa esperienza di Bologna in Dideoi. Ma Barossa mi sta parlando sul fatto che non dobbiamo lavorare in banca e dobbiamo fare un musicista. Poi tengo in carriera, poi sono tornato in Sardegna e poi seguo in una maniera più professionale. Chi non vi mandava in Bologna non abbiamo mai non abbiamo tento questa possibilità di comprendere il tavolemo vai a Manno e non via da fare economista, poi Taddeo sono economista, ma appunto fai sonoso, fai progetto di cultura, tessi relazioni, appunto cambiai, mudai misura in generale. È stato in cui che si decide? E io. È in cui che sta con capo a Zenau,
in noi, mi pare che da noi, demo innanzi se mi voglio faccio su chiollo vai di A parte che non ci via da Bentu. Che tu nasci in Quarto Sant'Aleni, cioè... Bentu, dei due? Grazie a Dio. Noi no, e abbiamo sempre Movadio. Ah. E questo pure è... E quindi vi sta sempre in domo, no? C'è bestia sta pure? No, beh, siamo però... Sempre appunto radeto. Uno dei logos preso in Quinauso dell'Italia, che è Bentu. Cioè, per uno sardo è uno suicidio, cioè ti bocci. Quanto lui hai fatto? 5 anni, su 6. Ti lo fai? A se scioverò di tornare a noi. Fu dauso de festival e duveoso con sa rubrica cosa nostra dedicata ai festas. Sono su vicepresidente dell'assozio dei Restei, un assozio che nasce in su 2007 in Casteddu, una mistura di gente, di persone che venti de me dal logo su dessa Sardegna, del suo capitano Mesu, del suo Montiferru, del suo capitano Casteddu. Questa manifestazione più importante che è sempre stata fatta di Restei, che in sardo si vuole tradurre a Parru Noi. A Parru Noi poi ovveriamo incruzare su dritto che ci volessi dessa Sardegna a Trullogos. E ho sempre trattato musica principalmente indipendenti. Musica indipendente è musica che non viene da logo, in musica commerciale, non è una cosa importante per noi, cercare della stessa qualità di questa musica e cercare di avere questa conca a genesi di musica meda diversa. E nasce in suo capitano e mesu, sono fatto il primo 5 anni in Guspini, dopo si sono spostati in altro luogo, sono fatto a Monastire, sono stati 5 anni a Fordongianos, nelle terme romane di Fordongianos. In Orane, quest'anno sono fatto a fine del mese di maggio e ho fatto torna sul festival dei 3 mesi, dopo che si via prima su Covid, ho fatto sempre dei UAD. Questa festa è principalmente si occupa di musica, di concerto, ma faccio sempre attività collaterali, sono laboratori più o concerti in luoghi particolari. Quest'anno in Orane ho fatto un concerto in una gresia sconsacrata, è stato un bello, ho fatto uno in Pergola Village, Duzzeri, andate mu. È una parte del suo centro storico che ha avuto tornando a fare, a sa maniera che ho via da Costantino Nivola. Questa cosa che ho fatto a Savini su domingo in Scumbessiras. Funti tutto cosa che non è una cosa che tu arrivi a Sanguni e c'è uno palco con due artisti in pizza. Andavo sempre in logo poi la cosa importante per noi è cercare di far conoscere Logusu, Nosu, e per noi è una cosa bella pensare che io da poi tornare uno dopo a su museo, ci funti meta cose, sa bella sa de bingo, sa zona. Su pubblico è cambiato meta, sa parte per umana del suo pubblico è da 35-40 anni e oltre. Ma sicuramente stanno chiedi se sono messa con la popolazione di Orane, può cercare di durare a fare in cui. Sicuramente la musica è la stessa cosa principale. C'è caso di differenziare un minimo questa cosa può fare sì che sia un po' più spaziosa per il suo pubblico. E fiaso vedendo di Bologna, fiaso vedendo di esperienza, adesso andai voras, de conosci gente, de conosci il logos e de cultura che mutanta. Poi adesso invece de oggi. In questo mese, tu, insomma, io sono passato un tempo, che è stato un tempo mau, di fiaso vedendo poi pago sora fuori di onda, ma se no, fuori adesso di questa cosa, mi puoi dare adesso fatto che questa... Questa besta. Su chi io sono passato ha dimutato in qualche maniera finza sul mondo della musica. A livello personale è stato troppo bello. Mi dispiace di questa gente che è stata male, poi ischi diventando, certo. Mi dispiace in me. Certo. Però noi in Santo Gregorio viviamo proprio un uberano
E se sono bessiuso contro Sallei, Zempiri, quando passano i droni si pongono sotto in matta de suergiu, poi non si fa assai, cioè, a Santo Gregorio c'è questo rio, che si chiama Rio Longo, no, Long River. Medas americana. E segada proprio sa baddi proprio in duso. Sta parte da ma non manca mi da so piccata a Deo. E questa mano diretta si è piccata su vicino cosa mia. Tutto su sparavo da questa parte, ma non manca da posare a Deo. Dunque lasciati questo per un manno, questo pittichetto. Ma vi non piace Sovi? Beh, poi questo, E sta parte invece da su vicino. Questo Mario, questo sparare. Poi ogni dì a giro con sa pipia, chi teneva 6 mesi in questo momento. Dunque uno spanta cresce con se lascia una cosa proprio bella, tutto, cioè, pesavo sotto, tenemos s'acqua, tenemos il logo, è stato proprio, cioè, DPS è una cosa proprio da fai una porta ad ogni 3 anni, su. Una sorta di... Prova a preguntare. A suo direttore, che vai a preguntare, a Christian domandavo su... Che vai da fare un lockdown, una porta ad ogni 3 anni, su può sbentiare. Un bello gruppo a economia, non studiare, ma accampato di studiare tutto, su chi non c'è. Però vi assundendi, ma se no qualcosa... A livello del traballo, sapete, a Boccio, io sei un artista, penso che a parte per il legge, non è artista. C'è un artista che traballa da posto 70% in foras a desisola e un 30% in rauso in sisola. Dunque, se te succede che sa pandemia a Boccio, proprio Boccio, meda dei festival che vadiano a musica dub sperimentali alternativa narauso. E in moi che torrendo in carerai dotto, sa cosa che sto facendo è cercare di tornare a piegare scontato. Poi sta gente che lavorerà fin sul 2020 in questa cultura, in questa musica, noi non c'è bruso. Anzi, cambiamo tutto sul traballo. Dunque, sai, come tutto, vai altra cosa. Idraulico, a chi ne sa che stava elettricista, questa cosa lì, certo. E abbiamo chiesto con un altro amico che vive in Spagna, e ma no, che non c'è pruso un uvonico, che c'è tutto sfonico che ci viene in Spagna in su 2020, ma anzi tutto su cambiato traballo, poi non bivianta. No, non bivianta per uso. È vero, su questo sono reso che sul mondo dessa cultura è stato forse uno dei esploso che identificava un gruppo umano, nel senso che non potendo gente che non pensavo su scetti a schivare in sconcerto, se no a schivare su adesso valco, ma a giro di questo mondo dove un montone di gente che esti a Pavasa, a Zutta del suo valco, e che non si vede, ma sul traballo dei scale si esti fondamentali per tutto questo mondo. Ecco, tutta questa gente è stata varrata fuori del traballo e quindi se deppia tornare a inventare, tornare a fare altre cose. Certo. Sono in quel luogo dove questa cosa funzionava bene, no, sul luogo sa Francia. In Francia praticamente i artisti hanno entrato tutti in cassa integrazione. Ma esempi di questo, c'è chi un artista francese deve di pesare un disco, a ricidi di naide su stato, poco per appunto su fatto che non si sa andare a suonare. È vinto dai tecnici e tutto chi traballanta in suo mondo della cultura, della musica, aiuta umano. E finza che uno stato del nord Europa, Danimarca, Olanda, Norvegia e Svezia. Figurati che noi può aiutare gli artisti, tipo sul governo olandese, cioè chi c'è un artista che deve andare a suonare, chi deve bene in Sardegna, devo che sei un obrero, organizzatore di un evento, zero s'ambassata olandese, poi no, là che può convidare questo artista e ci sono ti danno su di noi. Questo biglietto può arrivare.
cioè tipo brinca. Sì, però va per il suo stato. Del suo stato. E difatti se poi ci fu uno sciacomando di artisti olandesi del Nord Europa a giro, poi costano più spago degli altri artisti, poi gli organizzatori sono detti di pagare sul biglietto. E questa è stata una manovra intelligente per tornare a pesare la cultura questa del musica. Covid, certo. Ascolta, questa si capita da un'altra questione, è una questione di importo, e di vedo medotta in questo programma cosa mio. E su considero una cosa che c'è questo artista, questo musicista in Sardegna, in Italia e sul resto del mondo. Io penso puoi dare, si dentro maniera di girare, da bio, di situazioni, se è uno di chi, grazie a Dio, in Sardegna, logos e serate sono divanti. Sì. Te pensi di questa cosa? In Sardegna è un luogo che è meda avveso a fare musica. Essa gente è accostumata a arricchire, a comprendere questa cultura in generale. A livello storico, ogni vita tenia da sagara poetica, certo. cioè questa gente viene accostumata a ascoltare questa poesia. Suonadori, E questa poesia improvvisata non è una cosa semplice, accomodante e consolatoria, è una cosa che ti deve pesare, ascoltare e comprendi. E questo approccio, secondo me, sta barrando in questa cultura. Dunque, da questa gente, portare fino a cosa che funziona un pochettino complicata, però da gente tu comprendi. Da ascolta, si vuole si sede, certo. E è un luogo bello onde suonai, certo, ma anche a livello... No, ma ne manco, a volte a livello tecnico ci punti, però non è vero. Non c'è questa grande differenza. No, l'Italia dipende dal suo logo. E Forasa, perché qualcuno si narra da Madinau, tu ci te, che c'è un rispetto differente, post artista, c'è uno considero differente, comprenditi come ti suonava Mova Cossora, questa questione della Francia, no? Sul fatto che tu sei uno che lavora da questa musica e questa musica è stesso lavoro cosa tua. Adesso succede un milione, tanti domandavo, che traballo fai? A parte mio, questa questione è questa, che quando, cioè in resto dell'Europa, i logo su funti spraziosi bene, cioè ci funti il logo su questa musica narauso emergente, il logo su questa musica semi-professionale e il logo su poi gli artisti amanno. È a livello su. Andate sul livello più basso e sofferta e cosa cambiano. Invece in Sardegna e in certi luoghi dell'Italia, da Pubio, Vinzasa in Napoli, questa cosa, in Avellino, ma Vinzasa in Milano, eccetera. Il logo, cioè non ci funti il logo su Pomanno, il logo su Popitico, tutti sono nei propri logos. E dunque questa professionalità è spenata con tutti. È stata sempre, è atta. Eia. Questa è una cosa da importo, insomma. Invece se manca in Spagna o in Francia o in Germania, dipende. Però sta cosa che fu più tre sborte da fu non vai di una legge generale, però un ufonico sardo quando tenere un problema si organizza da risolvere. Fonico tedesco che sta acostumato a tenere tutto organizzato, quando si incasina, si incasina. È boh. E poi adesso dai più una porta si è posto un oso a saldare i cavi. Certo. Sono saldatori ci devi sempre, che no, non di essere bio. Si piace finta questa musica scritta e questa che video si dovete con scritto e suonato. Questo progetto nuovo si era d'aria. È un album nuovo che ho iniziato a suonare e a registrare in 2021. È un progetto, un disco indipendente, autofinanziato da me, in collaborazione con Sadok About Records, un'etichetta indipendente di Santo Lussurgiu, con cui ho appoggiato a Ballau e ho già fatto un disco in pari su 2020, via da Bessio Jazz Things and Other Stuff, un album prevalentemente basato su campioni sonori della musica jazz hip hop. Questo è differente per sonorità, ma non per la maniera di approcciare su strumenti di fare musica. È
un album prevalentemente strumentali, sti fatto con campioni sonoros e registrazioni dell'ambiente esterno. Questa parte grafica è stata fatta in collaborazione con un amico di casa mia, David Attotto de Terrava, che si era da Sebo, si preoccupato di curare questa parte grafica e tutto il pacchetto dell'album. In più, ha fatto le animazioni e su video. Io ho cercato di creare questo immaginario di musica e illustrazioni. All'intro di questo disco ci sono pure le fotografie in sul libretto di Giuseppe Scarpa, uno picciocco di Alghero. Ha fatto fotografie analogiche e ho cercato di fare una combinazione tra le illustrazioni e questa fotografia. Per quanto riguarda questa musica, ci sono 3 collaborazioni. La prima è di Pitto, è un artablist, è il primo con cui ho fatto questa musica, poi ho iniziato a screcciare quando via piccioccheddo, ci tenia a dare intro sul disco. Questa canzone è stata fatta in Parisi a Futta, un rapper di Sassari, Parisi a World Hot, uno artablist di Borore, campione italiano su DMC, di questa competizione dei DJ e dei artablist. Questo disco cerca di ammisturare questa città in Paris a differenti paesaggi sonori della natura. C'è sti mari, su Ento, dei sparcos, ci sono le pedras de sciole, meta sono su de sabba, poi ti gira da tutto con questo paesaggio naturale che sto cercando di ammisturare con questa musica cosa mia. In pari a questo ci sono i sample, che è il suo carattere distintivo della musica che faccio Deo, ma a differenza di come ti ho fatto questo disco, questa meta campioni sonori sono suonati da me. Una cosa importante in me per me, dopo registrare, mixare a show, dopo fatto in domo, con questa disponibilità che tenia Deo, e ho cercato di fare one take, narrato come ti suona in live e di suonare pure in sul disco. Questa è la cosa più importante che devo cercare di tenere dentro questo disco. Per me è la cosa più importante di tenere i materiali come il disco. È una maniera di finanziare l'autoproduzione musicale e artistica. E questo è questo che mi piace di fare. Tornato in compagnia di Rogalla e vuoi dire una cosa che a me mi piace in me, è sul fatto che in suo programma Cosa Nostra, ogni tanto tocca di poi a pillo un conto spazioso. Da te conto sono spazioso. Ti faccio sciaperare, bolle se una cosa più capiata a seguito del musicista o una situazione un poco più palpa. Poi te una e l'altra, due, tenere sto tempo. Dunque, sicuramente scisi chi Deo non sei l'unica Rogalla in Sardegna. E molti tutti. Ah no, questo non riusci a dire. Una volta avevamo con Giacomo Casti a suonare in un festival in Palma Sarborea, un festival letterario. Arriviamo in Guni e ci vedono uno sciacomano di gente, una sorreggente, un montone di gente, ma famiglia, cioè, gente in mezzo. Cricca di gente. Senti che c'è stata questa cosa che non vianta cicchendi a me, non voglianta a me. Sapete tanta a Rogalla de Santa Giusta, che salutavo, io non lo conosco, ma approfitto per salutare, che è un grande suonatore di chitarra campidanesa, ma è Vinzas, sono maestro dei guettos, che vai di Sarroda. Sarroda, te ne... Sì, beh, certo. La gente bolliera Sarroda, bolliera i guettos. E dunque ci viene tanti 500 persone, sa famiglia, sa pettenni, in in fuori, sa. Poi quando ti comprendo che non ci viene né a roda, né sonata di chitarra campidanese, né guetto, si devono tenere, e a parlare su strinta che di pianta ascoltare il sorriso. Bene su tu, non riuscivi, sei stato un mondo. Bello, bella cosa, quindi sei uno alias. Eia. Che si può dire pesare, Vinza sono un franchising, poi quando sono ma tu che? Poi sono in ogni uno delle province. Eia, tipo c'è tanto di si gracca i play, di si gracca i buttoni, sa cioè
è tutto scena. A Rogale SNC, di Eia. E questo è stuno. Una s'altra è bella, mi da stare guardare mo che abbiamo su questioni del mondo del fonico, eccetera. E una di dobbiamo fare un grande spettacolo teatrale, un reading concerto, ma una cosa di importo massimo in questo palazzo umano, di importo umano dell'epoca aragonese, con tutti i scadiras originali e tutto, no? E su staff tecnico deppia da scaricare e apparire tutto questo impianto, ma tutte le cose adesso sul massimo adesso livello, a San Mengiano. E su spettacolo di PS a Merì. Però a Mengiano, dove via da a tutta di questo luogo, sul mercato del luogo, un mercato slow food, tutte cose particolari, no? E si sono andati a scaricare queste strumentazioni. E tanti fatto. Puntando sul mercato. A su bar, puntando. E tipo si funti buffato una cosa, commenti 200 euro de sambuca e acquadrenti. Leggereddo. In 13, tipo sì. Tutto si mangiano buffetti su bar, no? E... Tanti non potevo fare nulla e ti facevo. Noi arriviamo posso usare un check a me gamma, questo brangio, e ci viene che viene a montagna, ma viene proprio cotto sa suppa, cioè non ci da fare niente, tutto su scavo, su gettato a pari, scascia sa vostra a mare, questo tutto di aici. E poi viene in carrerende a si spizzolare vago. Cioè? E vientano pago, ci vede questo sarcasmo in sairi, no? Vientano pago azzudazzo su e questa cosa s'ammania sempre poi a un certo punto e cominciano a s'arroppare a corpus, a faccia del assessora, del suo sindaco, des artistas, ma s'arroppano da mala maniera proprio, ma... Pianta de biumma, de sambuca sono proprio di video, so cercavo, so questionavo, poi no, mi raccomando, poi dopo fai su spettacolo, poi su spettacolo si che accertai, fai su che dopo vai, ma poi sei professionista e dopo vai su spettacolo. Anda bene. Commenti da Rosa intro, ci verrà su pubblico già il zezzo che ve ne intendi, uno si gira, da un'altra surra si affidata a papa e si che si arroppare. A questo punto, giustizia, arrestato. No! Devo pubblicare i scavo su descasciasa, da proposta sul mixer cosa mia, sul microfono il microfono dei attori, il suo mixer cosa mia, a lutto ho fatto questo spettacolo aici e vi andavo bene, questa gente era contenta. È stata una cosa... Te sta parlando di queste esperienze? Mai, cioè Castiai... Mai sambuca a mangiare. Castiai che lei sa di del mercato. È vero. Quando si andrà a suonare, è da importo questa cosa. Certo, tocca da scioperare SD, è vero, tocca da scioperare SD. Non fai, diventa vino e plus che tutto, chi non ci sia troppo zillere si gira adesso. In Sardegna è complicato. Dicevo, italiano a voi. Anda bene. Se io sono de gusto su chi si anda su conto e lo fate con questa rubrica Conticellos. Mi fu avvicinato allo salutare e mi fa che si fotografia con Aston Barrett, Family Man, sul Basilica. Dopo io andando, io ho bevuto un po' questa sera, io ho bevuto un po', e mi fu gente che mi ha tagliato per uno dei band, dei Wailers. Ma noi camminando un po' così, capita, però io ne gusto, buffa ne gusto Wailers. Però sì, l'esperienza più bella è questa che è stata suonare prima dei Wailers. E se io ancora in compagnia di Rogala, io contavo conticellos, insomma, io poi dato de corpus, de serata, sa che si punti serrata, sa a quella maniera, andare a in mezzo. Ci andate? Devo aggiungere un altro, No. Mi non parlo su che stende questa... Mi piace, andiamo a fare una montata. Sì, cioè si proprio deve fare un documentario, pizza, delle cose che... Cioè, storie proprio che capitano a musicisti, cose proprio
Maccasa. Cindali. Chi gira sa, cindali. Chi è sto traballo cosa tua, cindali. Poi adesso, invece, siete subenitori. Poi adesso del progetto, perché tu sei uno che, grazie a Dio, questo progetto non da mancanta. Eia. Quanto si uno pago? In quest'anno, in questo 2023, si traballavo e si traballai. Io tengo una rosa su 3 paesi in questo momento. 3 paesi. Su primo esti su progetto mio personale a Rogalda, onde eu tengo vinza uno disco che è pronto, e mo sto cercando una maniera po' dove essere, vinza poi non sciu, che devo imprentare, io che devo pongo uscite in digitale, poi ci sto pensando e tengo tempo su e sono libero. E poi mi piace di me da mesturare musica popolare, musica elettronica, hip hop, dub, tutto a pari, posto male, proprio a sa maniera cosa mia, non pago tutto a troppelliao. E poi tengo una Satrubei, esti sul mondo delle collaborazioni, io sono con musicisti, chi vunti. Francesco Bacchis e Emanuele Pittoni, che tenevo uno trio, che si narra Malasorti, e fadevo una sorta di cumbia elettronica. Poi sono con Mauro Palmas, che è un maestro umano della musica mediterranea, e ho fatto un disco, sono Vassau, e fadevo a mesturare elettronica appunto con strumenti su che punti sul liuto cantabile, mandoloncello. E poi sono suonando con un altro grande musicista che è Gavino Murgia e forse o canno riesce su Vinzas a registrare sul disco. Queste sono i 3 collaborazioni si preso da importo. E poi s'altro mondo, cosa mia, è sul mondo del teatro e dell'arte contemporanea, onde c'è su spettacolo COI. COI è un progetto di danza contemporanea con le musiche mie suonate in live. Io sono riuscito a recuperare vince a data verdi in questa pandemia e io già suonato in Beirut, te pago, e poi io devo suonare in Marsiglia e in Gerba, in Tunisia. E poi stanno ieni di esserci sicuramente in Giappone, in Germania, Finlandia, un progetto che è andando. Produce delle ragazze terribili. Ah, beh, certo. Barbara Esatra, certo. Devo salutare il Sapporo. Salutare tutti i musicisti, che se non me no, avete appunti tutto su Metas, appunto Amigos, certo. E insomma, e si fa sempre piacere. Spero che sia da Castiglia in questa puntata. E poi, altre cose, appunto, Reading con Giacomo Casti, con il suo progetto con esso, su progetto teatrali e delle comunità di chiesti con Cambias e Antas Teatro, tutte cose accappiate sul mondo dell'arte contemporanea, dunque a performance e installazioni all'interno di un museo o di un'area espositiva o una performance ad hoc in uno padenti, tutte queste cose. E poi Vinzas, un vaghetto, sa radio e sa televisione, però questa è una parte proprio pitticchetta. Però che tu poni a pari. Tutte queste cose. Cioè, un progetto personale musicale che funziona, che anda sul mondo delle collaborazioni con altri musicisti, eccetera. E sul mondo del suo teatro, poi Vince con Michela Murgia. Ho fatto un sciacomanno di date, di concerti, noi sono dovuti concerti, su poi te pensa che non canta, da fare questa performance teatrale, devo accompagnare questi commenti a un concerto. Cioè che tu puoi sapere questo mondo se riesci a tenere una non tanti, però se cioè in Sardegna puoi esibirsi bene e con tranquillità. Come ti fai a testa conca per seguire tutti questi progetti? Poi ti ho sempre detto che tu faccio, io non cambio sa maniera se devo. E dunque cioè, quando io sono con uno artista, io sto ponendo questa esperienza cosa mia.
non è che dopo cambiai, poi a me non piace di approvare. Poi ti commenti andare alla Gavino Murgia, tocca da zonare con appetito. Cioè tu... Tocca a te sghinzo. Quando provas, ti stai bruciando, non c'è comando di possibilità. Invece, chi arrennescisi, fendi training autogeno o arrivai a un livello di concentrazione in manna e a lui proprio s'antenna, sa bene, a lui sul radar, e andas in su palco e ti concentra, non te ne sa bisogno di cambiare poi d'ogni soluzione che agatta sa può essere buona. E dunque in questi anni ho imparato a improvvisare, a cercare maniere di suonare e dunque a mi vai uno sistema di software po' di improvvisare, po' di cambiare le cose. Dunque quando devo suono con Malasorti o con Gavino Murgia o con Mauro Palmas, chiaramente sul repertorio sono bagagli differenti, ma ci sono sempre di Deo a Papasa. Certo. Cioè non è che c'è un gruppo su che mancai tenenti una bisura, poi cioè tenisci sul gruppo che fa di jazz, poi ti andava bene poi sul contesto, poi cambia questa vestimenta, si sente del Rubio e va in salsa, poi a Mari è andata bene questa cosa, e poi tenti sul progetto brasiliano, e poi sul progetto elettronico, e poi si commenti paga in certo luogo, si venti su duo, cantautorato. Questo non si vedono quando si va di musica, tocca da ponni, sommini a Papasa, non su stili. E sommini adesso, e sa bisura nostra, che si sa maniera chi besala e fa di bessi di sono. Su 10 tenesi una coerenza. Poi, s'accappiato questo discorso che ho fatto prima, cioè Dio suoniamo su 70% a fuori dell'isola e su 30% in isola. Il problema è questo, che noi tocca da noi meda no. Poi chi no, da caposa suonai in ogni logo, prendi sul logo e fai su Pedro Semini. E questa è una cosa che si sa morti della professionalità. Bravo. Poi ti commenti Mauro Palmas, che stiamo venendo di esperienza una volta. Un artista ci pone un 5 minuti a ziaia suba dei sbuttoni di questa gente. Sì, è vero. E tutta sa vita pondi calai. Sì, è vero. Ci può dire tutto sapere. Dunque tocca da sempre a tu hai attento. E questa cosa che per una perica di anni non si arrennesce, sono in fuori, a poter più dosare, Vinza, a non fare troppe cose, perché no Chi non l'arroscenti. Chi non l'arroscenti. Cioè, depesi scioperai in situazioni. E poi logo su punti sempre proprio, dunque depesi la stesso traballo Vinza esatto. È giusto. Tocca da sci... Ognuno ha la gatta, sul logo cosa sua. Questa cosa più importante, soprattutto più importante, poi agattai una parica di sosia, e ci devo parlare con uno tu devi già questo di Santa Giusta. E poi c'è causa un'altra, uno c'è questo staff cosa non sto vuole. Io sono già imparando a fare questa strumentazione, io ci davo a raddomo con gli spippius. Là, state uguali, se no gli spippius sono sindacati. Andame, si primoso e apposta si rosa, così che sta ragionando con te. E se sull'ompio sa gusta chiesti sta parte, non so, a me è importo, perché devono fuori do bruso, ma tu già puoi da sa, e fuori tanta si ascoltata di cosa nostra, che si mandano scetti che alle punti ospiti e si mandano i preguntas, questo so particolare, questo piccantedda, o due, nell'ompione minanta, ma che te questa cosa del non finito sardo? Non finito sardo è su stile architettonico preso spainao questa Sardegna sicuramente è vinta da una parte del mondo. È in Sardegna. È una cosa seria però questa. È una cosa seria. Ad abbestire, cioè non è non su quale, cioè io pesavo una pagina Facebook che stava rada anonima per me da tempo su poi tante RC o minaccia querele tutte ripara cartuccia dei fusili fotografie no però questi su stili più spainao che
E a parere mio è una cosa stravanata. Chiaramente può essere un atto creativo. Sarti contemporanei è non finita. Su non finito è appunto una domo in divenire. In evoluzione. E vinza uno inno assaggiato dal rao. A cosa sa bella? Assaggiato dal rao, a suo traballo si è scappata, sa gente che si aggiuta da pari. E questa è una cosa bella. Questa cosa legge chiaramente è che a metà borta i domus che non vanno accabata, non vanno accabata, poi questa gente se ne è andata. Metà uno va di Sadomo poi sfilo su parti e Sadomo va a sguida. Però chi gastia su bene non è tutto di Aici. È che anche Lincoln ti piace pure alla Francesco Bacchis, che è antropologo e ha di studiato primo, impari a Giulio Angioni, sono finito de quarto Sant'Aleni, ha scritto Vince un libro. Poi in questo anno sono dopo studiato meda, tengo Vince un archivio e se so Renesce su Vince non è una categorizzazione manna a suo stili, poi è uno stile che si è in Sardegna proprio de Teulada Vince a Lungoni, proprio sagata in Calisi al logo. Su brocchette, su mattoni si può intappare sempre con materiali differenti, satracchit in solo con de Aristanisi, Sarenaria, o sull'Aderi in Campidano, Saverda, Scisto si narra, questa che sta cattata in Brabaggia, o su granito Gadduresu. Certo. E dunque sta gatta sempre è proprio una maniera, è un patchwork. Che tu hai un'opera di arte contemporanea, questa maniera di bonne a pari elementi su di Aici è una cosa proprio comune. Infatti, c'è un architetto algerino, che non mi ricordo suoi nomi, che vive di New York, e fa questa progettazione del domus in stile non finito. Figurati. Questa gente è ricca di New York. Figurati, Poi chi tu andas comunque in Algeria o in Sud America, ti castes a Narcos, certo, sì. Cioè, qual è questo protagonista architettonico del Narcos? E sono finite, tutto peso a brocchetto a mattoni. È un'opportunità di questa gente povera. Certo. Poi vivendo una domo sicura, no? Sicura con Denia, poi chiaramente i sindaci su della Sardegna hanno venuto questa battaglia contro se non finito, finza amigos. Ed io ho domandato a questo sindaco della SAI in Sabidensoro a Sommanco a Dom. Una domo sapru bella. Azuta del plexigas, proprio alla SAI, azuta del questo plexigas su mattoni e su brocchetto. Poi e poi c'è tutta questa cosa dei borghi, no? Certo, il borgo più bello. Poi non sei proprio uno del bid, sei uno del borghi. No? E su Brugu, chiaramente non può ritenere brocchetto, su De Peridenni Saverda. Saverda è su spugnato. Un po'. No? Chi non entra in questa classifica. Esattamente. Però chi ci pensa so bene, Saverda ha vista via da su non finito de Sandos. E poi su centro storico su Beru non è più in perda, è in brocchetto. Dunque è una cosa, chiaramente a me la gente non piace, però è una cosa che è reale, esiste e dunque tocca da documentare. Bello. Vedi, una bella spiegazione. Ascoltare il nostro ti conosci, ti scinti, ti zighi, scinti dei te. Poi dopo vivendo una domo non finita, vince da Satradì. Dunque è sta domo mia in moi teneri comunque se stondino su chi senti del pilastro su. Bello. Dunque non è che mi si criticando. No. Certo. S'ultima proprio risposta secca, io la nego. Chi è promava a combatti? Bacchisi o Lele? No. Se ascoltate sei docenti, però di due domande. Deo poi ti sei tutto incasinato. Poi ti con due figli su vivo a Santo Gregorio, quest'altro tengo sempre il traballo da fare, io sono a macchina a musichieri. Cioè chi vi ha sentito poi su disco nuovo vi ha già fatto, però devo sempre volontario e non ci sarà nessuno. Dei combatti poi Bacchis
Deu... Rispondi al suo telefono. No. È cusso. Non a rispondere al È suo cusso telefono. summato. Difatti se non disse dopo, no, ragazzi, che se ho accanto a morire non ti serve poi domandare a Giudu. Arriva in crasi, è vero. E lei è pure esempi di volontà, ma se su tre, sì, proprio tre... tre casi umani. Si sei esagattato, non è questa cosa bella è che quando state più e se usa solo, fate su cosa bella, se spassiamo. Questa è la cosa più bella. Anna me, se non più sa serrata di questa cosa, moi si ascoltato su live cosa tua, ti do grazie per questi stati ospiti, cosa mia, cosa nostra e ti posso dire. Tutto su chi disige se posso benidori. Ma se non intendi il Legos. Su live. Si scuriga Subaru e sana
questa mizza e acqua pura trangeito tu mamma sei impistata. Poi di anni in giro non le vedo, che ho fatto che diciamo l'altro non è ciò ne. Quando veniamo e me portando qui, sai per me, sai per te, uleo me canto, uleo me canto. Poi di anni in giro che non le vedo, su canturre, su canturre. La sarezza si è stropeata, questa corona grammentata, no, non potia. E poi di anni in giro che non le vedo, o parole o le segne. Quando veniamo qui da me, non sai per me, sai per te. Su canto in re, su canto in re. La sarezza si è stropeata, questa corona sacramentata, segare ai senno chi non podia.